Salve a tutti, oggi è mercoledì 26 giugno e con oggi sono 35 giorni che passo su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante ormeggiata nel porto di Trieste. Ed è anche l'8° giorno di sciopero della fame. E quelli che vedete davanti a me sono i palazzi più importanti della città. C'è il palazzo della regione, c'è il palazzo della prefettura e il palazzo del comune. Sono da 35 giorni che politici e istituzioni continuano a guardare indifferenti e a proporre uno spettacolo disumano a un'intera città. Aspettate soltanto un attimo che mi sposto di qui, devo farlo con grande attenzione perché qui veramente si rischia di cadere come niente, quindi devo muovermi con grande cautela e mettermi in una posizione un po' più comoda per parlare, perché questo video è rivolto, vorrei rivolgerlo direttamente al sindaco Roberto Di Piazza e al nostro caro prefetto Valerio Valenti. Io, ecco, adesso sono un po' in una posizione un po' più comoda e io veramente faccio fatica a immaginare cosa abbiano nella testa, però qualche sospetto ce l'ho. Adesso io mi rendo conto che sia il sindaco Roberto Di Piazza che il prefetto Valerio Valenti si trovano in una posizione, una specie di cul-de-sac, no? Come si suol dire, dove non sanno dove andare a parare perché come si muovono così hanno perso. Perché sia che io vinca questa battaglia, chiaramente loro ci rimetterebbero la faccia, ma sia che io la perdessi, se succedesse qualche cosa, per loro sarebbe ancora peggio, perché in questo caso sarebbe la magistratura a muoversi e per loro sarebbe veramente un disastro, perché loro sanno bene le gravi inadempienze da una parte e le furberie dall'altra. Abbiamo un sindaco dall'altra che pensava di fare il podestà e dispensare beni e cose della propria città come se fosse appunto lui il padrone assoluto e oltretutto cose che neppure gli appartenevano, no? E prendendo in giro una persona seria come me che ha vissuto tutte le catastrofi che ormai ben conoscete. Ecco, questo signore da una parte ha fatto qualcosa che penso che non ci siano neanche più parole da spendere per qualificarle. E dall'altra però ci sono le inadempienze di un prefetto che ci ha messo ben 34 giorni per fare una telefonata a un sindaco per chiedergli di sedersi a un tavolo col sottoscritto, cosa che era un impegno che era come minimo dovuto dopo tutto quello che era successo. E il prefetto si è giustificato, poverino, che lui dopo 30, ricordo sempre 34 giorni, non è un dettaglio, no? Perché il suddetto prefetto si era impegnato col sottoscritto e naturalmente, come voi ben sapete, è tutto registrato e tutta questa cosa finirà, nel caso che dovesse succedermi qualcosa, finirà nelle mani di un magistrato e per loro saranno cavoli seri, no? E lo sanno, per cui questo continuare da una parte mostrare i muscoli per arrivare dove? A fare il morto? Cioè, dimostrare che cosa? Che questa dimostrazione di violenza gratuita davanti agli occhi della città? È assurdo, e loro lo sanno bene che comunque si muovono, hanno perso. E se dovesse succedermi qualche cosa, non solo finiranno davanti a un magistrato tutti quanti, probabilmente anche un'intera giunta poi sarebbe costretta a dimettersi, perché è rimasta comunque a guardare, pur sapendo
le schifezze che sono state fatte all'interno del comune attorno a questa vicenda, pur sapendo le schifezze che ha fatto il sindaco di Piazza, pur sapendo tutte queste cose, sono lì che si trincerano, no? Si giustificano tra di loro, perché è ovvio, no? Questa gente è così, cioè, passa la vita a giustificare le loro nefandezze, no? Si accoppiano tra di loro, no? Mangiano, vivono, cioè è questa casta, no? Così che si difende, però ormai il muro è crollato, la gente onesta è sempre più consapevole di quello che stanno facendo ed è sempre più ogni giorno inorridita, per cui hanno fatto veramente i male conti sotto ogni profilo, hanno fatto i male conti pensando di poter calpestare la vita di un cittadino così gratuitamente e poi torturarlo sempre gratuitamente su una gru, no? E senza considerare che questo cittadino non mollerà mai e che loro magari speravano di sfiancarmi, no? Eppure dovrebbero un minimo di intelligenza, no? Dopo uno che passa 9 anni a fare le lotte titaniche, a fare quello che ho fatto io, ma come possono minimamente pensare che io retrocedi di una virgola? Cioè è impensabile, però non ci sono arrivati. Il sindaco come poteva pensare che dopo avermi preso per il culo portandomi in giro per la città, come poteva pensare che io gliel'avrei fatta passare liscia? E soprattutto come possono pensare che a un certo punto si rendono conto che la cosa, loro speravano e pensavano che a un certo punto di sfiancare me e di sfiancare la gente, no? Bastava scatenare 4 troll sulla rete e la gente si sarebbe sfiancata. Invece no, sta succedendo esattamente il contrario. La gente ogni giorno che passa, sempre più gente prende consapevolezza delle schifezze che hanno fatto, ma non solo il sottoscritto, ma oltretutto prende consapevolezza del livello etico e morale a cui sono scesi queste persone. E se dovesse succedermi veramente, Dio non voglia, una disgrazia, l'Agro Ursus senza dubbio diventerà il simbolo del fallimento etico, morale, culturale, istituzionale di questa gente, il loro fallimento umano. Cioè, e diventerà questo simbolo, questo è sicuro ormai. E come altrettanto sicuro che la Voce della Luna, il mio meraviglioso posto, diventerà il- il pane sporco dei soliti sciacalli, di quei sciacalli che si sapeva che ruotavano da un bel po' attorno alla Voce della Luna, che volevano sbranarsi l'impresa di un piccolo imprenditore, perché ne avevano già poche e ne avevano bisogno di aggiungerne ancora una, no? Sbranare anche, rovistare tra le macerie e vedere come sbranarsi questa impresa. E quello là diventerà il simbolo del pane sporco di questa città e di queste istituzioni. No? Come se la possono cavare questi signori? Io certo avevo fatto una proposta che poteva salvare capre e cavoli, e naturalmente il nostro sindaco si è fatto guidare dal suo direttore generale, che ricordo che è un signore che si chiama Terranova, il quale in un incontro con lui mi ha detto chiaramente che secondo lui, e tenetevi forte perché questa è veramente forte, cioè, qua qualsiasi imprenditore della mia categoria salterà dalla sedia. Questo signore praticamente, in buona sostanza, tra le righe, mi ha detto che il Trieste non si trova in Italia, l'Italia non si trova in Europa, ma bensì ci troviamo in Africa e, e- e l'Italia confina col Burkina Faso e Trieste è una delle città di questi paesi sottosviluppati economicamente e moralmente e che è gestito da una qualunque dittatura di qualche governo instabile e che era ovvio che se uno vive in un paese così il mio fosse un rischio di impresa, attenzione, no? No, sottovalutando che lo Stato, l'Italia mi aveva dato quel titolo, quella concessione affinché io
costruissi un'impresa che rivitalizzasse una zona che era depressa, producessi reddito, lavoro, turismo, era questo il senso di quei contratti. E poi sappiamo in che modo poi ci sono stati tolti, no? Dopo che noi abbiamo investito un sacco di denari, aperto mutui, ipotecato persino le nostre case, il nostro Stato ci ha levato tutto. Ma la colpa poi sappiamo che in realtà poi è stata tutta una concorrenza di colpe, in realtà non è stata soltanto l'Europa è stata alla fine della fiera scopriremo che l'Europa è stata veramente l'ultima ruota del carro in questa filiera degli orrori, no? Perché in realtà sia il sindaco aveva gli strumenti giuridici per poter salvare immediatamente già dal 2010 la Voce della Luna, cosa che non ha fatto, e in più ci ha messo già questo carico da 90 sopra di recente facendo queste promesse alla Totò, promettendo la Fontana di Trevi che non aveva e via discorrendo. Ecco, io questo video lo vorrei dedicare a questi due personaggi. Io non so veramente, non vorrei essere al posto loro, ma di sicuro io posso dire a loro che io non mollerò, che a me dovranno portarmi via o vivo o morto, o con una proposta seria e concreta, e non come quella farsa che hanno creato per buttare fumo negli occhi, per prendere per il culo persino mia sorella, che si sono permessi di prendere per il culo mia sorella, e hanno creato quella farsa in comune, nella prefettura. E ogni giorno che passa, che sappiano bene, questa cosa aumenterà di tensione, sempre più gente capirà quello che stanno facendo, e capirà che quello che stanno facendo allora avrà la netta percezione del livello di disumanità, di crudeltà che ha questa gente e che si perpetuerà anche nelle loro vite, no? E questo è come fare 1+1, cioè se sono arrivati a fare una cosa schifosa a una brava persona, Dio solo sa che cosa saranno capaci di fare, poi lo stanno facendo in una maniera così eclatante, no? Penso che sia per qualsiasi persona civile la visione di uno scenario del genere è inaccettabile, no? Cioè, è uno scenario di pura e gratuita violenza, di tortura pubblica, è una cosa disumana, e lo stanno facendo, ormai si sono completamente incartati, non so come pensano di risolverla, ma dovranno in qualche modo risolverla perché è abominevole, staremo a vedere. State tranquilli che non mollo, a me mi devono portare giù vivo con una proposta seria o morto, non ci sono discussioni. E ringrazio comunque tutti voi che state prendendo sempre più coscienza di quello che sta accadendo, e andiamo avanti così, perché siamo forti delle nostre ragioni, e più sperano di sfiancarci, e noi più ci rafforzeremo. Grazie di cuore a tutti quanti, e buona serata e buon tramonto.